120esima escursione, settima volta verso Sasso Simone Simoncello. Sono le 10:45, la macchina da 6 gradi, freschino, e via che si va. Arrivato alla Banditella. Esatto. Livio. A destra si va verso Simoncello e a sinistra verso Simone. Però c'è tanta lecca. Giù Monte Simoncello e qui ai piedi del Monte Simone, dove vado ora. Bivacco Sasso di Simone. In realtà non sono mai entrato qui dentro, nonostante ci sia passato ben 7 volte. Vediamo che ci offre. Bello, ci sono anche le griglie, ci sono i tegamini, c'è il tonno, c'è l'acqua, c'è la moka del caffè e c'è il guestbook. Sasso Simone si è alzato un po' il vento, forse non sono più al riparo. Faccio solitario. La croce è riposizionata sul Sasso Simone. In cima al Sasso Simone da vento, perciò si sente fresco. Luna in punta e laggiù ha anche fatto un po' di neve, ogni tanto si vede anche qualche fiocco che cade. Sta nevicando. Punto di riferimento sempre per chi come me fa l'anello tra Sasso Simone e Simoncello. Qui in questa zona, che oltretutto è farnato, c'è questo cartello e noi continuiamo sul 17. Ha ricominciato a nevicare, poco ma nevica. Fortunatamente non tira vento, perciò non è freddo. Ed eccoci alla sella fra il Sasso Simone e il Monte Simoncello. Nevica e vabbè, ormai sono sulla via del ritorno e fra un po' dovrei beccare lo snodo dove si chiude l'anello, perciò sono in una situazione tranquilla. Però eccolo lì il bivio, da qui si chiude l'anello e si ricomincia la strada per tornare indietro. Però si è abbassata parecchio anche la visibilità. Eccoci qua.
dove eravamo prima, anello chiuso. Quasi arrivati alla macchina, ma non pensavo tanta neve oggi così, veramente. Le previsioni avevano messo neve, uno spruzzo, ma qua nevica da circa mezz'ora, già rimbiancato tutto. Bello però, cavoli che bello. Prima neve della stagione. Ventesima escursione, settima volta qui al Sasso Simone Simoncello, seconda volta che parto dal Passo Cantoniera e sono le 3:15, 60 piani in salita, 18.977 passi. Anche oggi abbiamo fatto 11 km e passa. Questo è un percorso dove non c'è molta pendenza, ma 11 km e mezzo anche oggi va bene. E la sorpresa della giornata, me l'aspettavo ma non così tanta, è stata la neve. Gran bel regalino.